Bene, buongiorno a tutti, mi chiamo Paolo Andrea, seguo il Partenariato per Sumitomo, anch'io faccio un saluto per gli organizzatori per l'opportunità di essere qui per tutti e come avete già magari precedentemente visto nelle relazioni fatte dai miei colleghi, parliamo praticamente di prodotti che già esistono nel mercato. In questo caso io parlerò di un impiego ottimale o comunque alternativo o in questo caso appunto biorazionale, che consiste nella gestione di alcuni patogeni insetti, che è una strategia proposta dal Sumitomo, e appunto, come detto da Fiorello in anticipo, parlerò di Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis è una tecnologia già da qualche anno presente nel mercato italiano. Ovviamente, se dobbiamo un attimo fare una piccola prefazione, vediamo praticamente come a livello mondiale gli insetticidi presenti nel campo agricolo sono molteplici e comunque con diversi meccanismi d'azione. Ovviamente se ci focalizziamo su quelli che sono gli epidotteri, vediamo come i principi attivi tendono a essere sicuramente in minore quantità e di conseguenza anche i principi attivi e anche i vari siti d'azione possono essere ridotti. Se guardiamo soprattutto nell'ambito europeo, vediamo come la classificazione degli insetticidi comprenda sia quelli specifici e gruppi non specifici, come ad esempio piretrine e come alcuni neonicotinoidi che sono presenti nel mercato. Ovviamente, se ulteriormente ci addentriamo nel mondo della viticoltura, vediamo praticamente come i principi attivi presenti nella gestione dei epidotteri siano particolarmente contingentati. Abbiamo anche delle criticità come alcuni principi attivi come spinetoram, che è revocato, metosifenoside solo ridotto in serra, e l'emanetina che viene considerato anche candidato alle sostituzioni, quindi in futuro può avere qualche problematica. Praticamente di specifico per la gestione degli epidotteri ne abbiamo molto poco, soprattutto se dobbiamo fare una considerazione del passato. Alla vostra sinistra vedete come una volta alcuni principi attivi che hanno fatto i pilastri della fitodiatria praticamente nel contesto attuale si sono ridotti principalmente a 4 principi attivi disponibili nel mercato. Principi attivi i quali hanno una persistenza sicuramente migliore rispetto ai precedenti, hanno un posizionamento molto delicato, quindi il monitoraggio deve essere fatto in maniera ottimale, specifici per gli epidotteri, questo sicuramente sia un aspetto positivo per la salvaguardia dei benefici e di conseguenza anche un impatto migliorativo per quanto riguarda l'ambiente. Una volta il Bacillus thuringiensis era visto come una scelta o comunque un'arma utilizzata prettamente per il biologico, facendo però queste considerazioni può essere utilizzato anche in un contesto convenzionale, e da qui la premessa appunto di una strategia biorazionale che consiste praticamente nell'inserire sostanze di base o comunque a basso impatto anche in un contesto convenzionale. Perché? Innanzitutto, come appena detto, i principi attivi disponibili di epidotteri sono molto pochi. Il Bacillus thuringiensis è un'ottima arma per quanto riguarda la gestione sia della confusione e anche del disorientamento sessuale, e inoltre anche una cosa molto importante sul vino, la gestione anche del residuo. Sumitomo è una società giapponese che è la principale produttrice e distributrice di Bacillus thuringiensis a livello mondiale. I siti produttivi sono rappresentati praticamente dai siti della Valiant Biosciences, che è un'azienda americana incorporata all'interno del gruppo Sumitomo. Praticamente la Valiant Biosciences non è altro che la costa della Abbott, azienda chimica di Chicago che produce praticamente farmaci per la salute umana. Quindi la qualità per quanto riguarda la produzione di questi prodotti è molto elevata. Bacillus thuringiensis che riguardano a 360 gradi il loro utilizzo, passiamo praticamente dalla parte agronomica alla gestione praticamente degli insetti silvoforestali, quindi con applicazione aerea, anche la gestione di igiene ambientale, quindi poi applicazione anche in ambienti dove abbiamo la presenza praticamente di abitazioni. Per quanto riguarda l'aspetto agronomico vi parlo di 3 formulati. Abbiamo il Sentari, che è un Bacillus thuringiensis Hawaii, e i 2 formulati appartenenti al ceppo Bustacchi, Biovite DF e Diper DF. Caratteristica di tutti i formulati è data praticamente la disponibilità di critossine al suo interno, che è fondamentalmente la chiave di funzionamento di questi Bacillus thuringiensis. Questo perché all'interno praticamente dello stomaco delle larve abbiamo dei recettori molto specifici e talvolta è molto importante avere un Bacillus thuringiensis ricco di critossine che vanno praticamente a legarsi in maniera specifica a questi recettori. Questo perché
Nel mercato i bacilli thuringiensis non sono tutti uguali, abbiamo delle differenze, come vedete dalle slide potete osservare come ci possono essere bacilli thuringiensis particolarmente sbilanciati con le tossine. Ritornando alla qualità dei prodotti Sumitomo, sono prodotti che vengono testati sugli alberi viva, praticamente dalle prima all'ultimo lotto, hanno la possibilità di avere un aspetto qualitativo molto importante sulla formulazione, non serve lo zucchero, tecnica che veniva fatta in precedenza agli inizi quando il bacillo thuringiensis è stato inserito all'interno del mercato, perché hanno un'esca appetente. La formulazione possono essere miscelati con qualsiasi altro farmaco, in quanto questi sono degli strati inerti, quindi anche con fungicidi, non abbiamo nessun tipo di problema, e vediamo i risultati a livello proprio di laboratorio, le differenze praticamente tra un bacillo thuringiensis generico e l'hyper, vedete che si può creare alcune problematiche come le creazioni del fondo. Sono certificati 3 anni, ulteriore segno di qualità, ovviamente sono prodotti che hanno una certa selettività per quanto riguarda gli insetti beneficia, e il loro posizionamento riguarda soprattutto le prime fasi della presenza delle larve. Questo perché in questa fase queste larve si nutrono in maniera vorace della vegetazione dove sono presenti. Vi riporto molto velocemente alcune esperienze fatte nel corso degli ultimi 2 anni, dove praticamente in questa prova abbiamo il posizionamento di Xentari e Bit nella seconda generazione dell'Elovesia, che è un po' la generazione più importante, che è stato messo a confronto con uno standard di bacilli thuringiensis normale e uno standard chimico, 2 applicazioni per mantenere una stabilità sperimentale. Siamo nelle zone della provincia di Verona, dove praticamente l'Elovesia è sicuramente un problema ed è ben presente. Vediamo in questa slide le foto della presenza praticamente degli insetti e del danno che va a creare l'acino, e questa è l'attività. Vediamo praticamente proprio come la differenza dei bacillus sia data dal profilo tossinico, a differenza magari dello standard. Altre simulazioni sono state fatte praticamente l'anno scorso, simulazioni non in ambito sperimentale come in plot, ma più che altro a parcelloni, proprio per far vedere o comunque mettere nelle condizioni più reali l'utilizzo del bacillus thuringiensis. Anche queste parcelloni sono stati praticamente seguiti da un centro di saggio appunto Agrea per dare una validità ai dati di tutti i monitoraggi, e vediamo come, ad esempio, un posizionamento del BioBit nella gestione della prima generazione. Prima generazione che in alcune aree può essere particolarmente problematica, come ad esempio appunto nella provincia di Verona. In questo caso abbiamo messo a confronto 2 applicazioni di BioBit con uno standard chimico, siamo su vino grigio, vediamo praticamente un volume di distribuzione di 600 litri ettaro. Perché si prestano molto bene le applicazioni in prima generazione? Perché abbiamo praticamente, andiamo a sfruttare al meglio quello che è una vegetazione, comunque uno sviluppo vegetativo abbastanza limitato della vite, e quindi vado a coprire in maniera ottimale con il principio attivo. I raggi solari sono meno potenti, quindi vado a sfruttare appieno le potenzialità del bacillus thuringiensis, e inoltre siamo vicini alla fioritura, quindi una massima selettività per quanto riguarda l'entofauna utile. Vediamo come 2 applicazioni di BioBit hanno praticamente la stessa efficacia di una applicazione di un prodotto convenzionale. Sempre stessa logica di gestione, in questo caso la terza generazione per l'Elovesia Botrana, siamo sempre nella provincia di Verona, siamo nella varietà Polvina, quindi la varietà che subisce poi il posizionamento in fruttaio, quindi il grappo deve essere perfetto. Abbiamo in questo caso anche 2 applicazioni di BioBit con un'applicazione di standard chimico. Vediamo come in quella zona le applicazioni, la presenza delle Elovesia sia particolarmente importante, e anche in questo caso un risultato del BioBit, quindi bacillus thuringiensis gustati, convenzionale, con un risultato praticamente identico allo standard convenzionale. Da etichette i 3 formulati hanno anche l'inserimento di lepidotteri defoliatori. Questi possono essere problematici in alcune aree del Triveneto e anche del Piemonte per la gestione appunto delle prime fasi vegetative della vite. Abbiamo la registrazione, quindi consente anche l'utilizzo di queste tipologie per queste tipologie di lepidotteri. Una slide, cambio completamente discorso, una slide su Nandomaxi, è il formulato che a base fluazinam, è stato menzionato precedentemente
anche dal dottor Carraro prima, come inserimento comunque innotamento del numero dei prodotti che vengono utilizzati come multisito comunque copertura, alta affinità di cere, non ha fenomeno di resistenza, spettro d'azione particolarmente ampio per non scorrere putrite, inserimenti disciplinari e lotta integrata, il residuo di facile gestione e anche una gestione molto facilitata per quanto riguarda le fasi di mitigazione. Io avrei terminato, cedo le parole agli altri.